buonasera. Ora andiamo ad ascoltare invece la voce dell'opposizione tramite uno dei suoi principali rappresentanti, Pietro Rambuschi, e ascoltato ai nostri microfoni dalla collega Federica Spampinato. Pietro Rambuschi, consigliere del PDL per il comune di Portogruaro. Finalmente con il 2012 la modifica alla viabilità del centro storico. Sì, questo è sempre stato un mio obiettivo e sembra che veramente nel mese di gennaio si provvederà a modificare la viabilità in centro storico. Posso dire che due punti sono fondamentali: quello dell'inversione di marcia di via Garibaldi per permettere ai turisti di arrivare all'albergo Spessotto con gli autobus. Il secondo punto è quello della chiusura del traffico passivo di via Spalti. Quindi finalmente affronteremo tutto questo nella prima commissione di cui io faccio anche parte e prevedo che sicuramente entro nel mese di gennaio tutto ciò avverrà. Quindi possiamo dire che il piano entrerà in vigore per febbraio 2012? Sì, una volta che verrà trattata in prima commissione, ricordo che ci saranno gli incontri con i commercianti del centro storico di Portogruaro per sentire un loro parere che sarà determinante tutto ciò. Dopodiché, appunto, se tutto quanto coincide, allora potranno anzi mettere in vigore questo nuovo piano del traffico nel mese alla fine di febbraio di quest'anno, del 2012. Da circa una decina d'anni chiede l'apertura di Porta San Giovanni. Pensa che con questo nuovo piano che entrerà in vigore verrà accettata la sua richiesta? Io auspico che tutto ciò avvenga, anche perché non saprei come riusciranno a chiudere via Spalti senza l'apertura di San Giovanni. Quindi il problema poi nasce anche dai commercianti, come ho già detto prima, i quali se non arrivano le auto in centro storico probabilmente non saranno d'accordo con questo nuovo piano del traffico.